Come on and celebrate His gift of love, we will celebrate the Son. Il lago di Tiberiade è il lago dell'Apostolo Pietro. Sulle sue sponde i crociati costruirono nel XII secolo una chiesa che oggi è sede dell'unica parrocchia del lago, dedicata appunto al primo degli apostoli. Sì, oggi celebriamo la festa della cattedra di Pietro che ricorda un po' le origini del pastore Galilea qui del lago, dove per primo ha insegnato dal Maestro Gesù a dipendere da Lui, a aver fiducia nel Maestro. E quindi celebrare qui insieme ai rappresentanti delle diverse comunità è sempre un'esperienza di tornare alle origini, di rivivere l'esperienza dell'abbandono, della guida del Signore, che ci ricorda proprio la precarietà anche della Chiesa primitiva. Nell'abside della chiesa è raffigurato Pietro sulla barca, mentre nel cortile antistante Pietro è seduto nel ruolo di pastore e maestro. La cattedra, a noi che veniamo dalla scuola, fa pensare prima di tutto al luogo di insegnamento, no? In effetti c'è qualche cosa di questo, il luogo dell'insegnamento, però se guardiamo l'etimologia, ecco la statua che è dietro di noi indica molto bene, perché la cattedra è il seggio, il sedile, dove nelle chiese fin dall'antichità siede il vescovo per impartire il suo insegnamento. Ecco, quindi noi oggi abbiamo perso questo aspetto religioso e la cattedra è rimasta per l'università, però c'è questo aspetto di insegnare la dottrina con autorità. Ecco, bisogna però aggiungere anche un altro elemento, cioè che questa autorità non la si ottiene con la violenza, cioè spingendo come si potrebbe fare in certe istanze politiche, ma la si ottiene facendo comunione con le diverse chiese. Ecco, fin dal IV secolo a Roma si celebrava questa festa e voleva indicare proprio la comunione di tutte le chiese, insegnamento comune con la Chiesa di Roma. La parrocchia francescana, affidata alla comunità Koinonia, e il custode nell'omelia ha ripercorso il significato di seguire Gesù, messo in pratica da Pietro. We want to be those that not only confess. Noi vogliamo essere non solo quelli che professano che Gesù è il Messia e il Figlio di Dio. Noi tutti dobbiamo seguirlo fino a Gerusalemme come Pietro. La vita di Pietro, la vita della Chiesa oggi e di quella delle origini non può essere diversa. Dobbiamo essere quelli che confessano chi è Gesù e vivere e seguirlo in tutto il suo percorso fino a Gerusalemme, con l'obiettivo di essere testimoni effettivi della presenza di Dio qui sulla terra. Testimonies, witnesses of the presence of God here on earth in His Church. La figura di Pietro, quale pastore e maestro, rimane valida anche per i padri di oggi. La Chiesa in tutto il mondo, anche qui in Terra Santa, ha sempre tante attività, tante iniziative e il rischio per i pastori è quello di diventare amministratori di tutte queste attività amministrative. Papa Francesco, ma soprattutto la celebrazione di oggi della cattedra di San Pietro ci ricorda che innanzitutto dobbiamo tutti essere pastori e ministri, cioè servi della comunità per ricondurre tutti a Cristo.